E regolamentiamo la prostituzione. Firma anche tu il referendum della Lega in tutti i comuni italiani. Sabato 16 e domenica 17 cerca il gazebo della Lega in tutta Italia. Informazioni allo 02 66 234 234 oppure su www.vieniafirmare.org. Va ora in onda Filo Diretto. Ora alle 15 sono attivi i telefoni per intervenire in diretta e il numero è lo 02 66 20 35 29 oppure per SMS al 346 64 277 56 per i vostri interventi sia sulla legge Merlin sia su altri delle cose che sono successe che vi hanno colpito. Chiaramente cerchiamo di stare nell'alveo della campagna referendaria, però insomma è mezzogiorno, è domenica, non è che dobbiamo star lì a fare, diciamo, e a filare perfettamente nel seminato dell'argomento del giorno. Valgono anche delle divagazioni che mi piacerebbe leggere per SMS, perché chi ha la sventura di ascoltare Radio Padania e quindi la voce del Marco Pinti nei pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30 quando faccio Rebelot, io lì non ho problemi a immaginarvi, perché vi immagino in macchina oppure a casa a fare delle faccende oppure in giro, insomma, per le città con l'auricolare, mentre io mezzogiorno di domenica non riesco a immaginare che cosa state facendo, e per me è importante immaginare cosa state facendo anche per calibrare la trasmissione. Quindi
se qualcuno mi vuole dare una mano al 346 64 277 56 e mi vuol mandare un SMS che rimane, se volete, anche tra noi, in cui mi dite se siete a casa, se siete in macchina, se siete a fare un picnic, sono tutte piccole informazioni che mi aiutano, perché sono in una fascia oraria a me poco abituale, e poi di domenica, quindi nella giornata delle giornate, mezzogiorno di domenica. Quindi 346 64 277 56, datemi una mano anche per immaginarvi. Nel frattempo, in questa radio che è più che partecipata, abbiamo già 2 amici che vogliono intervenire in diretta. Prendiamo il primo. Pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami? Sono Angelo di Milano. Ciao Angelo. Buongiorno signor Marco. Buongiorno a te. Cosa stai combinando che ascolti la radio? Poverino, sto combinando che sono da solo, mi arrangio, mi faccio la bistecca. Sei a casa e ti stai per fare una bistecca? Sì, caro. Ma che bello. Hai già arrostito la piastra o la fai in padella? No, la faccio con la padella antiaderente. Con la padella antiaderente? Ecco, Sì, e sì. poi l'insalata. E una bella insalatina con Sì. la radio accesa. E poi le fragole. E le fragole. Ma guarda che bel pranzetto da re che ti sei preparato. Sì, Angelo. appunto, mi devo dare da fare. Grazie comunque di avermelo detto, perché mi piace immaginarvi lì che mangiate belli tranquilli. Angelo, cosa vuoi dire a tutti Ecco, io gli voglio altri? dire questo, no? Io sono proprio leghista della prima ora, Sì. sempre leghista e tutto eccetera eccetera. Adesso andrò lì al gazebo Sì. di Piazzale Maciachini Sì? e volevo sapere se lì si poteva anche fare la donazione per la radio. Sicuramente sì, Va sicuramente bene, sì. lo farò. E poi, se permetti, Vai. volevo aggiungere una cosa. Io ho notato giorni fa che una nave inglese, no, Sì. ha preso a bordo tutti questi clandestini. Sì. La nave inglese era una nave per le truppe da sbarco, non so se avete notato. Sì. E poi l'hanno portata, i clandestini l'hanno portati a Catania. L'hanno portati tutti a Catania, sì, e poi sono andati a mangiarsi il pesce anche loro, belli contenti. Ecco, è inaudito, ma noi non riusciremo mai. Poi me lo lasci dire, Marco. Vai, Angelo. Costo Vaticano, è il Vaticano. Parleremo anche di Vaticano, perché oggi sulla prostituzione mi sono preparato non tanto, diciamo, le solite cose che ci siamo detti, sull'attualità. Facciamo una retrospettiva storica senza troppe pretese, ma penso sia il giusto corollario per persone come te che stanno preparandosi la bistecchina in padella con l'insalatina e le fragole. Mamma mia che bel pranzetto, Angelo, quanta invidia. Ma anche un saluto a tutti quelli che la bistecchina, le fragole oggi non le mangiano perché sono al gazebo. Nello specifico gli amici del gazebo della Lega Nord di Olgiate Comasco che ci scrivono: andiamo a gonfie vele con le firme. E tra poco parleremo anche di quello che succede nei gazebo, perché stiamo per arrivare in un orario molto critico in cui i gazebo si svuotano e rimangono sotto il gazebo solo i più temerari. Quindi mi raccomando, insomma, amici di Olgiate Comasco, non lasciate uno da solo sotto il gazebo. Questa è una cosa che chiunque ha avuto esperienza di militanza di qualsiasi partito, ma anche di qualsiasi associazione, sa bene che tra le 12 e le 13 quello che rimane sotto il gazebo è il vero eroe della giornata, perché passano meno persone, qualcuno quel gazebo lo deve presidiare, e così spesso capita di trovare questi avamposti tenuti da piccoli eroi tipo Fortezza Bastiani, da Deserto dei Tartari, a cui, se riesce ad arrivare il nostro suono, è già un abbraccio che vogliamo mandare qui da Radio Padania. Prendiamo un'altra telefonata intanto. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Sergio Sanguinetti da Pietra Ligure. Ciao Sergio, cosa stai combinando? Io attualmente sto finendo di fare una relazione che devo portare domani mattina e quindi sto lavorando. Che relazione è, se non sono troppo indiscreto? È una relazione di carattere finanziario, io faccio consulenza finanziaria. Ah, sei lì col computer, che intanto ti ascolti la radio. Esatto. Ok, esatto. allora Io diciamo che sono una parentesi, poi torni a lavorare. Cosa ci vuoi dire? Io volevo sottolineare quello che è successo ieri a Salvini, no? Certo, Ora, un episodio gravissimo. Sì, sono cose che sono inaudite, ma queste cose qui le abbiamo già viste e io mi rifaccio a 2 secoli fa, 1789. Questi signori qui stanno distribuendo in Italia, stanno istituendo una sorta di periodo del terrore, cioè la gente viene messa nell'intimidazione e nella possibilità di non operare
e quindi c'è istigazione al suicidio e così via, no? Io sono lavorato in materia giuridica, quindi e questo è rilevante. Comunque sia, noi sappiamo che Robespierre ha istituito la ghigliottina e di ghigliottina è perito, chiaro? Chiarissimo, Sergio. Quindi, Qui farà diciamo Renzi che si crede un po' Napoleone, forse invece Robespierre. È un Robespierre, però sappiano che comunque quello che stanno facendo l'hanno già fatto, perché oggi si avvalgono dei centri sociali e di quelle canaglie. Ieri erano i sanculotti. Sì, ma no, lasciamo stare adesso alla rivoluzione francese. Io mi riferisco a un periodo un po' più recente, agli anni 70. Ieri si sono avvalsi praticamente delle brigate rosse, loro e i democristiani. Oggi si avvalgono di queste canali qui, che sono canali dello stesso genere. Che però creano quella cosa di scontri tra opposti estremismi, che è una vecchia logica. Io sono veramente scandalizzato perché allora, io a Savona, incontrai il Bossi, sì? E ricordo che salì dalla scaletta dietro il palco, no? Sì. Ci fu un momento di smarrimento perché il Maroni mi si parò di fronte, poi hanno capito che ero un fedele, allora ci siamo abbracciati e bascati con Umberto, no? Questo tanto per dirti, questo per dire che non è possibile che in questo paese, in sostanza, quelli che sono contrari. Certo, chiarissimo, Sergio. Io ti ringrazio e ti saluto, ti lascio tornare alla tua relazione finanziaria. Grazie mille per questo messaggio, certamente di grande allarme. Ieri a Viareggio, più che a Massa Carrara, un sasso ha ferito, fortunatamente di striscio, una ragazza che partecipava al comizio di Salvini, ma come sapete in Italia è un attimo che queste cose succedano, e quando succedono allora si grida allo scandalo, cosa è successo, allarme, eccetera eccetera. Sarebbe il caso magari di riuscire a prevenire, dal momento che le contestazioni sono sempre violente e sistematiche. Prima di prendere le altre telefonate, un abbraccione a Giovanni, che ci scrive e ci ascolta dalla tangenziale e sta facendo delle consegne di fiori per delle russe. Io non so interpretare meglio questo messaggio, perché è proprio quello che ci ha scritto. Consegne di fiori per dei clienti russi, deduco io. Comunque, Giovanni, un abbraccione, siamo contenti di tenerti compagnia, facciamo del nostro meglio. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Maria Luisa della provincia di Milano. Ciao Maria Luisa. Ciao. Senti, se sbaglio correggimi. Secondo me abbiamo un governo di piagnoni. Sì. Nel senso che abbiamo avuto l'afgano. Sì, Angelina Alfano, dici? Alfano, sì. Che va a prendere i clandestini. Sì. Poi quando si è trovato che ne arrivano una vagonata ogni giorno, allora si è messo a piangere con l'Europa. Ma l'Europa non li vuole. Con l'Europa, certo, non li vuole, no. Infatti lo vediamo alle frontiere della Francia, dell'Austria, in ogni dove non li vogliono. Ma guarda te che strano, grazie Maria Luisa, grazie mille. Un abbraccione anche all'Anonymous che ci scrive, insomma, la sua domenica è un classicone e ci ascolta dalla macchina, sta andando a pranzo dai suoceri, quindi proprio una domenica classica. Abbracciamo questo amico che non si firma, ma che forse è testimonianza di tanti altri che ci stanno ascoltando, e cerchiamo allora anche di alleviare le sofferenze segrete di coloro che magari volevano fare altro. Poi abbiamo una Matilda che ci scrive da Mestre, ha firmato il referendum e anche ha dato 2 per 1000 di 13, grazie mille, ci dice la nostra amica. Poi abbiamo Anna Maria da Vicenza che ci ascolta mentre sta aspettando il marito, che ora si trova al gazebo per la raccolta firme per pranzare. Ed ecco l'altra faccia della medaglia, perché il militante, colui che ha il gazebo e intorno a mezzogiorno e mezza se ne va a pranzo, non lo fa spesso per sua volontà e per suo unico arbitrio di voler mangiare a casa bello tranquillo, come il nostro Angelo che si preparava la bistecca nella padella. C'è sempre una Anna Maria che lo aspetta a casa, e quindi Anna Maria, se fa tardi non ti preoccupare, è lì al gazebo, quindi va bene che è il gazebo per
abrogare la riforma Merlin, quindi è un gazebo un po' birichino, però non aver timore che insomma non siamo comunque sempre abbastanza lontani dalle materie prime delle cose di cui facciamo istanza, quindi non ti preoccupare, arriva tuo marito. Grazie mille comunque Anna Maria che mi dai la possibilità di immaginarti, ti immagino a casa insomma con questo piatto di pasta già caldo con sopra il coperchio perché non si raffreddi, e intanto noi prendiamo delle altre telefonate, sentiamo chi c'è dall'altra parte del filo. Pronto? Pronto, sono Aldo da Torino, avete fatto venire l'appetito, porca. Ciao Aldo, tu cosa stai facendo? Sono in un'edicola stramaledetta che sto facendo il mio lavoro. Oh, sei un edicolante aperto a mezzogiorno di domenica. No, un momento, io sono un edicolante perché purtroppo, visto che nella mia vita mi sono anche laureato, alla faccia di qualcuno che dice che le lauree non ci sono presso i leghisti, non ci sono comprate presso i leghisti, aggiungo io. Dicevo, ho dovuto accontentarmi di questo perché fra domande di supplenze, concorsi eccetera vincono solo da una certa latitudine in giù. In cosa ti sei laureato, Aldo? Ma sì, ho partecipato anche a trasmissioni vostre con Padane Misteriosi, sono laureato in fisica e in astronomia. Cavoli, grande Aldo, fisica e astronomia. In Italia non è materia per cui si può far carriera, ma all'estero ne cercano, vabbè, vuol dire che mi recherò all'estero, cioè, a parte che all'estero ci sono già perché l'estero è venuto da me. Ah, ok. Poi, seconda osservazione, non è vero che Algerino afghano li va a prendere, va a prendere i suoi compaesani, hanno le stesse facce, ma avete visto? Metteteli un turbante in testa, poi mi schiattano in mezzo agli altri e sfido chiunque a distinguerlo da un migrante. Siamo sempre nel Mediterraneo profondo, dici? Anche se potrei dire Mediterraneo perché tu non è vietato, non è ancora vietato. Non è ancora vietato. A parte questo, volevo dire che quelli che hanno contestato Salvini, perché non vanno a fare liberamente le contestazioni nei paesi dove c'è il regime che ci vogliono imporre loro, tipo in Cambogia, dove c'è la piazza, la manifestazione, la libertà, la partecipazione, che se alzi la cresta ti sparano in testa, hanno fatto pure la rima. Perché non vanno in Russia in piazza o a Cuba? Perché non vanno in quei paesi lì a manifestare? Questa è una domanda che rivolgeremo a loro. Vadano là. Grazie per lo spazio. Aldo, aspetta, com'è l'andazzo alle 12:22 in un'edicola? Allora, prima sono usciti dalla messa, allora si sono assiepati tutti qua, adesso stanno rallentando, poi giustamente al momento di chiusura vanno tutti gli spaccamarroni a prendere gli ultimi giornali che non hanno preso. Ecco. Comunque, fase di stanca, per cui ho approfittato di questo. Va bene, hai fatto bene Aldo, siamo contenti di tenerti compagnia. Grazie, buongiorno. Grazie mille Aldo, laureato in fisica e astronomia che fa l'edicolante, con tutto il rispetto per gli edicolanti, è un lavoro interessantissimo sicuramente, però un fisico astronomo magari sarebbe meglio metterlo in un'altra posizione all'interno del sistema produttivo, ma poi sono idee mie. Ci ascolta anche Lorenzone 199 che chissà dov'è e ci dice che adesso va da sua madre a mangiare le lumache con la polenta, quindi sarà in macchina anche Lorenzone e anche lui mi fa venire l'acquolina in bocca. Lumache e polenta per Lorenzone, stiamo facendo un bel menù anche in questo nostro pomeriggio insieme, e abbiamo ancora un'altra telefonata, la prendiamo subito. Pronto? Buonanotte a tutti, sono il Conte Buonanotte Dracula. Conte Dracula. Volevo dire una cosa, io ho qui la mia governante che mi sta facendo 2 bistecche alla Renzi Alfano, fritte con le patatine fritte. Oh, che bello, dai, bene, buon appetito allora. Grazie mille il nostro Conte Dracula che ogni tanto ci telefona in diretta. Se state ascoltando questa radio per la prima volta non vi preoccupate, questa è l'ultima delle stranezze che potreste sentire, è proprio così, una cosa, un radicchio che potete trovare nella portata principale della follia che conduce tutto il nostro palinsesto. Pronto? Pronto? Sì, salve, come si Sono chiama? io? Sì, come ti chiami? Mi chiamo Giusy. Ciao Giusy, da dove mi chiami? Chiamo da Milano, da via Murat. Ah, via Murat. Sì, esatto. Cosa stai combinando che ci ascolti, Giusy? Guarda, io sto preparando la pappa per i randagi questa sera. Per i randagi? Sì. Per gatti o cani? Per gatti. Per gatti randagi. Mm-hmm. Ah, io telefonavo perché ho sentito un signore che parlava che andava a firmare in Maciacchini. Sì. Io sono andata questa mattina, ma in Pellegrino Rossi di fronte all'Esselunga. Sì, ma comunque non ci si perde tra Maciacchini e Pellegrino Rossi. Sì, no, ma almeno il signore lo sa e va subito, insomma. Com'era l'atmosfera al gazebo, Giusy? Sì, tranquilla. Tranquilla, sì, come? C'era qualcuno, comunque c'erano delle giovani, delle fanciulle,
È sempre un buon segnale, no? Quando i giovani si schierano per una causa. Certo, ma è giusto che si facciano avanti anche i giovani. E quando è che porti la pappa ai gattini randagi? Questa sera. Ma gli hai dato anche un nome ai più abituali oppure? No, nessun nome. No, ancora nessun nome, ho capito. No. Va bene, allora buon lavoro, buona pappa. Grazie. Grazie mille a Giusy, che bello sapervi impegnati in tutte queste faccende le più strane, pensare che la nostra voce arriva sia all'amico che stava scrivendo un documento Sergio, un documento finanziario, una relazione finanziaria, sia a Giusy che invece si sta preparando la pappa per i cani randagi del suo quartiere. L'abbraccio va a Corrado, è lui che ci ha scritto e sta andando dai suoceri a pranzo. Un salutone, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Mi chiamo Martina e parlo della provincia di Torino. Ciao Martina. Senta, volevo dire una cosa, siccome dove abito io, sì. Radio Padania non si sente, però io è da anni che l'ascolto sempre con la televisione, sa che nelle televisioni ci sono certo, bravissima. No, ma gli altri non possono fare anche così? Ma grazie del consiglio. Martina, che cosa fai mentre ascolti Radio Padania sulla televisione? Stavo ascoltando perché ieri sera ho registrato da una televisione russa, perché io amo Putin. Sì? La televisione russa c'era un concerto con i ricchi e poveri. Sì, sono vecchi, però che me ne frega. Infatti, qui stai sentendo i ricchi e poveri e anche noi in contemporanea? No, stavo guardando, siccome l'ho registrato, sì? Mentre aspettavo, vedevo come era venuta la registrazione. Ah, ho capito, intanto sentivi Radio Padania, quindi tra poco non ascolterai più la mia voce ma i ricchi e poveri. Sì, ma non è vabbè, ma io non mi offendo Martina, va bene anche così, grazie, un abbraccio a Martina da Torino che tra poco si gusta un concerto russo dei ricchi e poveri. Pronto? Pronto, sono Francesco della Castellozzone. Ciao Francesco, come stai? Ciao, tutto bene, è la prima volta che vi chiamo. Che cosa stai combinando che ci ascolti, Francesco? No, perché stamattina c'era il gazebo in piazza dove abito io. Sì? E ho voluto avere l'opportunità di iscrivermi alla Lega. Ah, che bello, Francesco. Sei contento? Sì. Ecco, guarda che adesso però dirlo agli altri sarà difficile, eh? Lo so. No, tanto c'è un mio amico che abita... Ah, bene, dai, siete in due, vi tenete spalla a spalla. No, siamo in 4 a Castellozzone. Dai, bene. Molto bene, grazie Francesco. Grazie mille. Prego. Grazie mille. Siamo arrivati nell'orario caldo, 12:27. Io ho questa fissa di abbracciare musicalmente tutti coloro che stanno rimanendo probabilmente soli al gazebo. Sapete che la militanza non ha canzoni che la raccontano, se non canzoni troppo retoriche e politiche di destra e di sinistra, quindi io, dedicata a quelli che rimangono da soli al gazebo mentre gli altri vanno a mangiare, dedico questa canzone di Enzo Iannacci, che è il palo della banda dell'Ortica, che più o meno racconta una situazione analoga, insomma non vanno a cena ma vanno a fare una rapina ai complici del palo dell'Ortica, però con un minimo di immaginazione s'adatta, secondo me. Dedicata alla memoria del povero Buscaglione. Povero ma grande. Faceva il palo della banda dell'Ortica e era rimasto da solo sotto il gazebo. Uno è andato via, ha detto mi chiama la moglie. Un altro è andato via, ha detto torno subito, prendo un caffè. Un altro doveva prendere il giornale ed è rimasto lì da solo a raccogliere le firme. Se arrivano 3 persone cosa gli dico? Io non lo so, non sono neanche consigliere comunale. Ma Radio Padania Libera, la tua radio. Amo uscire con te sotto la pioggia. Amo svegliarmi presto la domenica. Però quando ti gratti... Puoi amare e proteggere il tuo cane da pulci e zecche con Frontline Combo, che li elimina rapidamente e protegge la casa dopo l'applicazione sull'animale. E quando arrivano anche zanzare e pappataci, puoi difenderlo con l'azione repellente e insetticida del nuovo Frontline Triact, senza abbassare la guardia contro pulci e zecche. Leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può essere nocivo. È un medicinale veterinario. Chiedi consiglio al tuo veterinario. Per amarlo e proteggerlo con la gamma Frontline. Posso? Solo una domanda. Aspetta che spengo.
Che vuoi? Perché secondo lei Unisalute ha il livello più alto di soddisfazione clienti nel settore salute? E saranno più bravi. Unisalute è il numero 1 nell'assicurazione salute e del gruppo Unipol. Gazzo, quando c'è Unisalute c'è tutto. Da Radio Padania Libera, buona Padania a tutti. Sei una casalinga e hai bisogno di guadagnare con un lavoro semplice e senza investimento? Hai bisogno di un'ulteriore entrata? Azienda italiana giovane in forte espansione ricerca collaboratori su tutto il territorio nazionale. Non si richiede esperienza né investimento. Hai 2 ore al giorno per incrementare le tue entrate? Vuoi far parte di un team giovane e dinamico? Telefona al numero 800 84 2322. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Liberiamo le strade delle nostre città. Abroghiamo la legge Merlin. Tassiamo e regolamentiamo la prostituzione. Firma anche tu il referendum della Lega in tutti i comuni italiani. Sabato 16 e domenica 17 cerca il gazebo della Lega in tutta Italia. Informazioni allo 02 66 234 234 oppure su www.vieniafirmare.it.
tutti coloro che sono solitari sotto il gazebo. Se volete manifestarvi, 346 642 7756, noi diamo voce volentieri a coloro che non fanno la pausa pranzo ma si sacrificano nell'orario più difficile del gazebo, proprio quello che va dalle 12:30 alle 13:30. In realtà tra le 12 e le 13 è il momento peggiore, e nel frattempo insomma non solo a loro ma diamo voce a tutti voi. Se volete prendere la linea alle nostre telefonate, 0266 20 35 29, raccontateci sia cosa state facendo sia una riflessione su questa referendum per abrogare la legge Merlin. Abbiamo anche il numero di SMS che io dedicherei se ci state a raccontarmi quello che state combinando. Vedo che in molti stanno apparecchiando tavola, quindi oltre agli automobilisti c'è una frangia di pubblico che utilizza la radio come sottofondo al desinare, un desinare che può essere ricco, tipo il nostro Angelo che si sta facendo la bisteccona, Lorenzone che va a mangiarsi le lumache con la polenta, può essere anche povero, come quello di cui ci dà notizia Cristina da Longarone, che noi abbracciamo, e dice: oggi la mia tavola fa tristezza, non si cucina, stiro e basta, tanto ho delle riserve, scrive come Pierluigi Pellegrini. Un abbraccione anche a Cristina di Longarone, che è un piacere trovare anche in questi orari, anche alla domenica, e insomma continuate a farci sapere le cose. Nel frattempo noi andiamo avanti con la nostra puntata, che è una puntata dedicata ai 1000 gazebo dispersi su tutto il territorio della penisola italica per abrogare la legge Merlin, e riaprire le case chiuse, o quantomeno superare il proibizionismo imperante et ipocrita che in questo momento è caratterizzante il nostro vivere associato. Per farlo andate a firmare nei gazebo che potete trovare sia sul sito internet www.vienafirmare.org. sono talmente tanti che potete anche andare sulla fiducia e quindi andare nella piazza principale del vostro paesello e della vostra città, e molto probabilmente troverete il gazebo. Ma se avete dei dubbi, se, che ne so, siete dei cittadini di, facciamo un comune a caso, un comune random, siete dei cittadini di Cordenons e vi state domandando: ma a Cordenons ci sarà il gazebons? Avete questa domanda? Ci sono altre persone che in questo momento si stanno volontariamente sacrificando alla causa della legge Merlin, e sono i centralinisti che vi rispondono allo 0266 234 234. Amici di Cordenon, se non solo, fate sapere a loro e domandategli tutto quello che vi attanaglia, tutti i dubbi che vi stanno in qualche modo tempestando mentre siete lì che tergiversate, se andare a firmare, dove, come e quando. Un dato importantissimo che vi voglio ricordare sempre, e se non ve lo dovessi ricordare, ricordatemi di ricordarvelo, è che non solo al gazebo si può firmare, ma si può firmare, io dico, soprattutto nei comuni. Dico ancora una volta, e perdonate se ripeto, soprattutto nei comuni, perché la firma nel comune allevia al comitato promotore del referendum molti passaggi burocratici che vengono già fatti al comune. Dietro la vostra firma che voi mettete in un minuto ci sono tantissimi inghippi, tantissimi ostacoli burocratici che i volontari del comitato devono affrontare. Se volete essere davvero i firmatari più coscienziosi, andate in comune e poi passate al gazebo e dite loro che avete firmato in comune. Vedrete con che sorriso accoglieranno la notizia, che è un bel alleviare appunto di lavoro per chi si sta spendendo volontariamente per la causa della legge Merlin. Prendiamo un paio di telefonate che stanno arrivando, sentiamo chi è il prossimo. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Tosca da Sanremo. Tosca. Chi non può andare in comune? Io ho già firmato al gazebo. Brava Tosca. Ho visto Salvini, tutto bello, magro, tanta gente, tranquilla, nessuno ha detto parolacce. Oh, che bella notizia. Facevano notizia. fotografare, volevano toccarlo. È stata una cosa bellissima. Bellissima, che bello. Bellissima, calma. Poi lui è stato molto educato, ha parlato bene, è bravo, è bello e magro.
questa noi la dobbiamo registrare e mandare come intro ogni volta che ce l'abbiamo in onda, questa telefonata. Tosca, tu cosa stai combinando adesso? Mi sei magro. E lui ha detto, bene, la signora ha detto che sono magra, lo dica. In televisione lo fanno vedere grasso. Invece è magro, ma è secco. Educato. Tosca, che cosa stai combinando che ci ascolti? Cosa stai facendo che ci ascolti? Io mi devo preparare un po' da mangiare perché sono tornata adesso a casa. Ho firmato, ho dato un po' di bigliettini, di santini in giro. Brava. Io faccio molta propaganda. Bravissima, domani vi mando la mia quota per la radio. Grazie mille, Tosca, siamo contentissimi. Ogni tanto mando qualcosa. Un grande ringraziamento a te e a tutti i volontari che sostengono Radio Padania. Ma io lo voglio, quando c'è Salvini, io glielo voglio, lui si ricorda, ho detto sei magro. Va bene, Tosca, grazie mille. Sì, Salvini è anche magro agli occhi di Tosca, però ragazzi, a casa e non solo, chi è senza cicetta scagli la prima invettiva, quindi attenzione ai giudizi, vale soprattutto per gli amici uomini. Le donne vanno bene comunque perché sono donne. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao, come ti chiami? Ciao, Mario dalla Valdossola. Ciao Mario dalla Valdossola, che bello. Dove esattamente? Varzo. Da Varzo. Varzo, vicino a Iselle, vicino al Sempione. Ok, zona del Sempione. Cosa stavi combinando? Una volta ogni 10 giorni, sono sempre un po' cattivo. Io ho finito adesso di cucinare. Cosa ti sei cucinato? Ho fatto la ratatouille, sai cos'è? Sì. La ratatouille metti dentro un po' di tutto, ho messo dentro Renzi, Alfano. Sei un cannibale, Mario. Papa. Tutti. E tutti quelli della sinistra che ci vogliono male, tutti i grillini che ci vogliono male. E poi, sai cosa ho combinato? L'ho lasciati sul fuoco, ho bruciato tutto, adesso li butto nella spazzatura. Ciao, grazie Mario. Mario il cannibale che si astiene dal mangiare. Un abbraccio, un grande abbraccio a Francesco che ci scrive da una località che io non nomino. Sapete perché non la nomino? Perché ci dice che lui sta ascoltando la radio nell'auricolare, deduco, mentre sta attaccando gli adesivi per strada per far sapere che esiste anche la Padania. Ecco Francesco, anche tu veramente un grande esempio di militanza, perché l'adesivo sul palo è una sentinella che rimane al tuo passaggio, e sono un po', stai attento perché sono anche un po' le briciole di Pollicino. Se sei inseguito basta seguire i tuoi adesivi e poi ti raggiungono, quindi un minimo di precauzione, ma fatelo perché è una pratica veramente positiva, qualsiasi sia la vostra idea. Di adesivi ce ne sono ancora di varie fogge, anche se devo dire la produzione principale rimane quella leghista perché è tradizionale. Mi raccomando, i pali della luce e tutte quelle proprietà pubbliche che vengono arricchite al vostro passaggio, come sta succedendo a Francesco. Francesco, siamo con te. Prendiamo un'altra telefonata in diretta. Intanto, pronto? Pronto, Giorgio Gorizia. Ciao Giorgio, cosa combini a Gorizia che ci ascolti? La sta menando lunga, però. Chi? Te. E devo farla corta? Sì. Cioè? Corta niente, siamo a Gorizia con il banchetto. Ah, sei al gazebo? Prego? Sei al gazebo in questo momento? No, in questo momento sono venuto a casa a farmi 2 toste e poi torno là. Ecco Giorgio, scusami, questa è una mia curiosità. Chi è rimasto al gazebo di Gorizia? Dunque, dovrebbe essere il Franco Zotti. Il Franco Zotti. La Marianna, 2, dai, si tengono in compagnia. Poi c'è un'altra che non la Lorena. Ah, sono 3. Povero Franco, tra la Marianna e la Lorena. Dovrebbero essere altri. Comunque io vado lì verso le 3:30, 4 di nuovo. Ecco, dai, bene. Perché mi guardo il MotoGP. Ah, ma te lo meriti Giorgio, te lo meriti tutto. Ogni tanto ci vuole qualcosa di... Ma senti Giorgio, distrarre, mentre no? ti guardi il MotoGP ci lasci in sottofondo a noi? Non so com'è la storia, perché me lo vanno a guardare al bar. Ah no, vabbè, allora al bar sarà un po' difficile. Allora buon MotoGP Giorgio da Gorizia e un abbraccio. E speriamo che vada come ieri perché siamo andati abbastanza bene. Bene, grazie mille Giorgio. Considerando la zona che abbiamo, purtroppo non è facile. andata molto molto bene. Grazie mille Giorgio Ciao, da Gorizia, un abbraccio ai 3 militanti che in questo momento sono sotto il gazebo di Gorizia, ben presidiato, Lì non c'è il palo della banda dell'Ortica, lì sono in 3, anzi
un uomo con 2 donne non è certamente una situazione da idealizzare, perché generalmente scattano le chiacchiere incrociate, e quindi sì, un po' di solitudine forse il nostro Franco la sta provando, ma chi può dirlo? Comunque una solitudine abitata. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami? Ciao, direi proprio di no. Marisa mi chiamo. Ciao Marisa. Direi proprio di no. Di solito un uomo con 2 donne si trova benissimo. No, l'uomo con 2 dame? Fa la figura? Del salame, dici? Sì, e dipende da quanto affascina l'uomo. Hai ragione Marisa, va là. Cosa stai combinando? Che ci Io ho ascolti? appena finito di mangiare, stavo sparecchiando. Oh, La cosa hai radio a casa mangiato? mia è accesa tutto il giorno e anche la notte. Praticamente in una stanza c'è sempre accesa. Grande Marisa, lì ci siamo sempre. In che stanza vorrei siamo? che ci fosse sempre anche nei gazetti, che non sempre la troviamo. Può essere, certo. Quindi, Ma in che stanza siccome adesso siamo? si riceve anche attraverso il cellulare, potrebbero accenderla, che così fanno pubblicità alla radio. Marisa, a casa tua in che stanza è la radio? In questo momento è in bagno, in cucina e in camera da letto. Cavoli, Anzi, siamo dappertutto, siamo. Ti però non perseguito. abbiamo la digitale, per cui la riceviamo in 3 punti diversi, In 3 frequenze diverse. Vabbè, differita e oltretutto non sempre in tutte le stanze. Cavoli Marisa, ma va bene lo Siccome stesso. abbiamo 5 radio, ci rifiutiamo di comprarne una. E giustamente. poi volevo dirti, siccome tu sanno chi sei, non dire di andare a mettere in televisione gli adesivi sui pali e sulle cose, perché guarda che non è molto permesso, perché oltre ai nemici ci trovi anche i vigili. Sì, bisogna stare attenti, è pieno di Bisogna insidie. farle di nascosto quelle cose lì. Cioè, voglio dire, tu l'hai detto pubblicamente. Ho e fatto vengono a apologia prendere di te. reato, dici? Vediamo. Scusa, a parte quello. Va bene, e poi volevo dire che se vanno in comune è meglio ancora, così non devono andare a recuperare tutti i certificati. Sì. Perché in comune certo, tu vai là, questo è il firmi, ti punto. conoscono, è già valido e basta. Invece dopo i ragazzi, se tu per esempio sei di Besana e vai a Albiate a firmare, quelli di Albiate potevano venire a Besana a prendere il certificato. È vero, questo è il punto. Bravissima Marisa a ricordarlo. Grazie, un saluto. Ciao. Grazie mille. Allora, ci scrivono domande così un po' timorose, dicono: ma Salvini è stato picchiato a Massa? No, non è stato picchiato, sono stati picchiati i manifestanti a Massa, perché insomma i CARC dei centri sociali, un gruppo molto estremo, ha sfondato il cordone di polizia e è andato a contatto con la folla, mentre a Viareggio è accaduto che un sasso ha ferito una delle persone che stavano al comizio di Matteo Salvini. Abbiamo degli altri amici al telefono, mentre ci arriva un messaggio misterioso che dice solo questo: anonimo, rieccomi, punto. Chiunque tu sia, siamo contenti che ci vuoi segnalare che sei ancora all'ascolto. Prendiamo una telefonata. Pronto? Ciao. Pronto, mi senti? Sì, come ti chiami? Scusa, volevo sapere solo un'informazione. Sulla televisione c'è il digitale terrestre? Guarda, devi andare a sfrugugliare e augurandoti grande fortuna intorno a quei canali dell'800, 870, quei canali un po' a terra di nessuno. Può succedere che il tuo televisore si sintonizzi anche su Radio Padania. Ah, no, non è detto che ci siete. Non allora. è detto, è un po' la ricerca dell'Eldorado. Va bene, ciao, grazie. Ciao, buona Odissea, perché in quei canali c'è davvero di tutto e sono i canali più interessanti dell'elettrodomestico televisivo, quindi buona Odissea tra televendite, tra strani film degli anni 10 e altre cose di cui non è momento di parlare. Pronto? Pronto, buongiorno, mi chiamo Scilla e sono di Busto. Ciao Scilla da Busto, che bello, va. Sto facendo il risotto con le quaglie. Ah, che bello, non sono contente le quaglie secondo me. Sì, beh, ma tanto prima Però o dopo ormai non se ne qualcuno le lamentano mangerà. più, esatto. Risotto con le Salve. quaglie, ma che bello. Vuoi dirci solo questo? Va benissimo, grazie Scilla. Va Salve, benissimo. buongiorno. Grazie Scilla. Ragazzi, va benissimo anche questo, anche perché almeno mi date la possibilità di immaginarvi. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao, Pronto? come ti chiami? Sì, ciao Marco, Carlo Cassina De Pecchi. Ciao Carlo. Ascolta, invece sto tagliando l'erba. Tagli l'erba, che è uno degli sport preferiti dai lombardi, tagliare Intanto l'erba. ascolto la radio. Ok, Senti ma un po'. quanto è alta per riuscire ad ascoltarci anche col taglierba? No, non si sente niente con toglierba. Infatti. Quando mi fermo, ho sempre la radio accesa comunque. Sì. Ma hai un prato grande, Carlo? Abbastanza, circa 1000 metri. Quanto ci metti? Almeno 3-4 ore per tagliare Sì. tutto. E poi devi prendere e portare in discarica.
Sì, esattamente. Beh, noi che facciamo la raccolta differenziata. Sì, abbiamo queste usanze. Abbiamo queste cattive usanze che magari altri non hanno. Lo so. Senti, però volevo dirti una cosa. Volevo parlare un attimino di politica, a parte naturalmente solidarietà tutta la vita a Salvini, per sempre fino alla morte. Ecco, ma tu hai parlato di questo scandalosa fuga dall'aeroporto di Fiumicino di questi 3 algerini che erano stati espulsi, ma è una cosa vergognosa, non ne ha parlato nessuno e forse neanche Radio Padania. Io non ho sentito nessuno criticare questa cosa, che è una cosa veramente non so come definirla, Roba da pazzi proprio. Non so come definirla, non so come la pensi, e soprattutto se ne hai parlato. Guarda, a me non sembra. Sinceramente non ne ho parlato. Ma parlane, porca puttana. Grazie Carlo. Ciao Carlo, grazie. Ma come fai? Cioè, cosa devi dire? Questi 3 qui sono sull'aereo, scendono e dici vabbè, scendono, ragazzi, può succedere, è un aereo, uno approfitta di un momento di distrazione e scende, però poi non dovrebbe riuscire a sparire da un aeroporto internazionale dove ha superato i controlli di sicurezza, dovrebbe essere un'area sterile. Io che cosa ti posso dire, Carlo, di questa roba qui? Niente, non ti posso dire niente. Tu che stai tagliando l'erba, controlla se nelle vicinanze si aggirano magari 3 tunisini, 3 algerini, magari sono loro, però non so che dirti di più. Il rieccomi di cui parlavo era un messaggio arrivato da Giovanni, quello che sta consegnando fiori alle russe. Sì, e lui consegna fiori alle russe, non so come mai solo alle russe. Magari se vuoi, Corrado, raccontarci come mai proprio le russe questa domenica ricevono i tuoi fiori, ma vabbè. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao, sono Donatella in Cremona. Ciao Donatella. Allora, volevo dire al signore che ha telefonato prima che ne hanno parlato in settimana. Sì, ne hanno parlato per in via settimana. dei 3 che sono scappati. E oltretutto ne ha parlato anche Matteo Salvini. Ciao Donatella, ci Sì. sei? Cosa stavi combinando che ci ascoltavi? Cosa stavo combinando allora? Sono caduta da una scala, una gamba rotta, dovevo andare a fare fino a Zevi, ma purtroppo, e quindi sto ascoltando. Sei a casa con la gamba rotta. Purtroppo si è rotta la scala e sei burlata giù. Ciao Donatella, ingessata, una firma ideale sul gesso di Donatella da parte di tutti voi che ascoltate, di tutti noi che cerchiamo di mandare avanti la baracca di Radio Padania Libera. E io non so, adesso vediamo un po' che cosa possiamo dedicare un po' a tutti, a Donatella e a quant'altro. Comunque Cristina di Longarone non ne può più di sentire i vostri menù, perché oggi per qualche ragione la sua tavola è povera e sta stirando. Allora, che cosa possiamo dedicare all'amica Donatella? Adesso la cerchiamo, prima prendiamo una telefonata però. Pronto? Ciao Marco. Ciao, come ti chiami? Io sono Daniela e sto aspettando il mio maritino che arriva dal gazebo. Sì. È stato là tutta la mattina, è stato là ieri pomeriggio. Dai, che bravo, lui è rimasto, vedi, anche durante la pausa pranzo. No, adesso torna. Torna all'una. Sì. Quando arriva. Chiedigli chi è rimasto al gazebo. Quando arriva. Quando arriva chiediglielo. Che cosa gli hai preparato, Daniela? Guarda, poca roba perché ieri è stata male tutto il giorno, per cui oggi il risottino in bianco, tranquilli. Ok, un risottino in bianco, vabbè. Purtroppo sì. Volevo dire che sto aspettando di poter mangiare, perché ci sono i signori che la domenica, come il signore di prima, non lo so se abita da solo, allora può anche fare, che tagliano l'erba a mezzogiorno l'una. Il signor allora Carlo, io che voglio andare a mangiare sul Poggiolo non posso farlo perché c'è uno che sta lavando le tende un casino, no? Ecco perché questa gente deve farlo a mezzogiorno l'una. Io pregherei sta gente di rispettare un pochino anche gli altri, di pensare alle conseguenze delle loro azioni. Grazie mille. Ciao, Daniela, Marco, che già deve mangiare il riso in bianco, fateglielo mangiare almeno fuori, fateglielo mangiare fuori, povera Daniela. Grazie Daniela. Ciao. Prendiamo ancora un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, Marco? ciao. Sì, come ti chiami? Ascolta, sono Regina, telefono da Brescia. Ciao, Io Regina. oggi mangio una bella salamina con insalata. Brava, va che Ascolta un'altra cosa, per via dei 3 marocchini che sono scesi dall'aereo, io adesso non ricordo più se l'ho letto su internet o qualcosa, hanno forzato il portellone per uscire. Ma va per bene, scappare. ma il punto non è tanto quello, il punto è come fanno ad andare via dall'aeroporto. Sì, ho capito, però
se tre forzano il portellone vuol dire che sono proprio pericolosi. Ma sì, certo, ma Ecco. a maggior ragione come hanno fatto uscire dall'aeroporto. Grazie Regina, buona salsiccia. Grazie. Allora, avevo detto, per la nostra amica ingessata, la nostra amica Donatella, è un po' difficile fare una canzone per un ingessato, però secondo me La macchina del zio Tony di Davide Van der Spross, che racconta dei sogni che questo bambino fa all'interno di questa macchina che in realtà è ferma e a volare la fantasia, può essere un po' evocativa della condizione di così immobilità obbligata che affligge la nostra Donatella, e che quindi se non può muoversi con le gambe si può muovere con la fantasia, come fa il protagonista di questa canzone qui. Se la macchina del zio Tony senza tech né copertoni, col volant che se destaca, coi coussin de pelle de vaca, parcheggiata del fienil, coi galeni in sul sedil, da un Josh coi tai cassette, giornalitti
E da un cantautore come Giorgio Gaber passiamo a un altro, che è Fabrizio De André. Questa è Asimma, che è una canzone sulla preparazione della cima, questa pietanza genovese. La dedichiamo a tutti quelli che stanno mangiando, ma è anche l'occasione per ricordare che questa sera alle 18 Matteo Salvini sarà a Genova, e quindi se siete della zona è il caso di andare. Asimma, Fabrizio De André. Città descente, lende giù mattino.
dice ma sarà costituzionale, non sarà costituzionale, a seconda di come vanno le cose poi si potrebbe addirittura arrivare a fare un referendum, ma questa è veramente la terra promessa. In questo momento siamo all'inizio, quindi mi raccomando. Un'altra cosa, un'altra precisazione che può sembrare scontata, ma di scontato non bisogna mai dare nulla, è questa. L'anno scorso il referendum per la legge Merlin era tra i 5 referendum che la Lega e i comitati promotori avevano portato nelle piazze. Quest'anno è ancora la legge Merlin. Se avete firmato l'anno scorso dovete rifirmare anche quest'anno, è un referendum che parte da zero, quindi dovete andare sempre a firmare. Valgono i gazzebi e valgono i comuni. Quel numero che vi ho dato prima e che vi ridò ancora, 0266 234 234, serve proprio per vostri dubbi, angosce, perplessità, sentimenti contrapposti, tentennamenti, come mi vesto, dov'è il mio gazebo, è gente simpatica quella del gazebo, chiedete allo 0266 234 234. Mentre per intervenire in diretta durante la nostra diretta che prosegue fino alle 15, il numero è 0266 20 35 29. Ve lo ripeto, amici che siete a casa, in macchina o all'ascolto con l'auricolare, 0266 20 35 29 per parlare di riforma, continuo a dire riforma, di legge Merlin, per parlare non solo di legge Merlin ma anche di quello che è successo a Salvini, ma anche per raccontarci che cosa state combinando in questa domenica di primavera. Il numero è quello lì, 0266 20 35 29. Vale anche e soprattutto l'SMS 346 64 27756 e ripeto, l'SMS vale di più per quelle che sono invece le cose personali, ossia che cosa state combinando questa domenica. Fatemi immaginare dove sta arrivando questa mia voce, così riusciamo anche a calibrare bene il tono della trasmissione, le musiche che mettiamo e quant'altro, e poi soddisfate anche una mia certa curiosità, perché sono in un orario a me abbastanza insolito, dal momento che la trasmissione che conduco si chiama Rebelotte ed è tutti i pomeriggi feriali dalle 16 più o meno alle 18:30, quindi è un orario in cui riesco a immaginarvi. Mentre oggi state facendo talmente tante cose diverse tra loro, da Giusy che sta preparando la pappa ai gatti randagi, ad Aldo che spero se ne sia andato dalla sua edicola ma fino a poco fa era lì a continuare a lavorare, a Scilla da Busto che preparava il risotto, alla povera Cristina da Longarone che passa la domenica a stirare, a Donatella, un abbraccio ancora a Donatella che è ingessata, a Daniela, a Regina, insomma Mario, Tosca da Sanremo che dice che Salvini è magro, a Sergio che stava preparando un documento di economia finanziaria. Insomma, fateci sapere che cosa state combinando, così abbiamo anche il conto di come impegnate la domenica voi da casa o in macchina. Abbiamo 2 telefonate, sentiamo la prima. Pronto? Daniel Libero, sono Marco da Alba. Ciao Marco da Alba, che bella città. Infatti, sto volando sulle epiche geste dei miei ex compagni, gli attuali fascisti rossi, che sono proprio disgustosi, no? Volevo dare un consiglio a tutti. Come mai li hai chiamati ex compagni, Marco? Perché una volta ero di sinistra. Eri di sinistra, quanti anni hai? Mi vergogno un casino, 47. Hai 47 anni, no, questa dai, raccontacela così. In che età sei stato di sinistra? Diciamo che da bambino già proprio, sono cresciuto nei centri sociali, tra Leoncavallo, il Paso di Torino, tutti quanti così. Però non è di questo che No, ma vabbè, ma però era interessante. Comunque stai tranquillo che anch'io ho passato dei capodanni a Leoncavallo, quindi non ti preoccupare. Siamo insieme in questo cammino di guarigione, ci siamo passati entrambi. Ma ti volevo chiedere, ecco, quel mondo lì, com'è cambiato negli anni tanto da farti dire non ne voglio più far parte? E niente, dall'ex partito dei lavoratori del popolo è diventato il partito delle banche dei poteri forti, sta mettendo in schiavitù il mio popolo, sta distruggendo il mondo. Ecco, grazie Marco, direi che sei stato abbastanza chiaro. Ok, comunque niente, volevo dire, ricordo a tutti che le persone che vi accoglieranno nei comuni sono statali, quindi miei ex compagni, quindi non sbagliate, piuttosto chiedete nelle sezioni della Lega come fare per avere una firma valida, no? E non lasciate il minimo dubbio, il minimo sbavamento per cui potranno invalidare non solo la vostra firma ma anche tutto il foglio dove c'è la vostra firma. Grazie mille Marco che ci dai questa notizia e un caro saluto a te e a tutti quelli che insomma si sono riconosciuti nella storia che in qualche modo ci hai dipanato. Grazie Marco. Pronto? Abbiamo un'altra telefonata, come si deduce dal pronto differente, ed è la voce di?
Alessandro da Losanna in Svizzera. Da Losanna ci ascolti, Alessandro. Cosa combini a Losanna che ascolti Radio Padania? Beh, ho fatto ieri sera l'impasto per pizza, faccio le pizze per me e parte della mia famiglia. Oh, che bello, va! E praticamente io sono veneto, mi è arrivata la cartolina per andare a votare alle regionali. Sì. È dal 2000 che non potevo più votare perché sono via dal 2001 e stavolta vado a votare Lega Nord e Zaia per votare, per dare ancora un po'. Grazie Alessandro, è un piacere andare in pubblicità con la tua testimonianza. Stai ascoltando Radio Padania Libera. Cosa leggi? Mi aggiorno sulle nuove tendenze. Ah, roba da donne. Veramente no. Senti, dal 2020 Londra vuole bandire le auto diesel dalla città per lo smog, capisci? Ottima idea. Anche il sindaco di Parigi cerca di bandire il diesel. Che facciamo? Ci trasferiamo? Prima di cambiare città, proviamo a cambiare auto. Il mondo evolve in fretta. Per essere avanti anche nel modo di muoverti, non basta rottamare la tua vecchia auto. Passa all'ibrido. Oggi Yaris Hybrid con 3.500 euro di ecoincentivi Toyota per tutti. Ti aspettiamo anche domenica. Padania Libera. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? È uscito il nuovo CD di Matteo Tiraboschi. Questa Italia mi appartiene. Finalmente un'Italia che può rinascere, dove si esaltano le differenze e le responsabilità. Prodotto da Ezio Paloschi, registrato da Out Recording Studio. Scarica le nuove canzoni di Matteo Tiraboschi da tutti gli store digitali, oppure ricevi a casa tua il CD chiamando 392 7428 577. Nessun dorma. 392 7428 577. Prenota Matteo Tiraboschi anche per concerti e serate conviviali. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo sorriso. Per tutti i bambini fino a 14 anni residenti in Lombardia, le cure saranno in totale esenzione, perché a carico della Regione, presentando la ricetta rossa del pediatra. Sono esclusi manufatti e cure estetiche. Dai 14 ai 16 anni si paga solo il ticket. Cure in esenzione anche per persone in difficoltà per reddito, perché disoccupate o affette da patologie. Per sapere se rientri nei parametri, chiama il numero verde 800 700 860 o vai su pentadent.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E chiede una bella canzone francese senza firmarsi, però vedete, noi ce l'avevamo nella nostra playlist, eccola qua. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien là. Le vent nous portera
anche all'amico Gherardo da Reggio Emilia, Sochmel è Bologna, no? Mentre Reggio Emilia è più zio boy, più una roba così, non lo so. Se vuoi chiamarci Gherardo, noi facciamo volentieri questi diversivi sulle inflessioni. Intanto un abbraccione a te che ci ascolti, e poi un abbraccione anche a Donatella, che invece ci chiama da Belluno, ci scrive da Belluno e dice: io non mi fido per niente ad andare a firmare in comune dove c'è un covo di sinistri imbroglioni. Adesso io non so al comune di Belluno che fa una circoli, però sono obbligati a farvi firmare ed è a loro carico tutta quella trafila burocratica che invece è a carico del comitato referendario se andate a firmare nei gazebo. Ha ragione l'amico da Alba, Marco da Alba, fate comunque un passaggio dal gazebo in cui vi fate spiegare bene che firmare è un vostro diritto e che insomma tutte le trafile burocratiche, per evitare che magari nei comuni ci possa essere qualcuno che fa il furbo. Però insomma nei comuni, ve l'ho detto e non ve lo ripeto più, vi toglie una buona parte di lavoro al comitato referendario e non è facile. Fabio da Zena intanto ci scrive: ciao Marco, questa mattina mi sono alzato alle 5:30 da Verona, sono andato ad Alba per un congresso, adesso sto tornando a casa e vado a tagliare l'erba del prato. Fabio, ci scrivi da Zena alle 18, Belin, c'è Matteo Salvini che fa il comizio a Zena, dai, taglia il prato in fretta, e lo so che sei sveglio dalle 5:30, ma vattela a sentire Matteo Salvini in quel di Zena, amicone da Zena. E vi ricordo che sono anche aperte le linee per intervenire in diretta allo 0266 20 35 29 per sapere cosa state combinando, per sapere se avete firmato, per sapere un'opinione divergente, rilassata, data così nel primo pomeriggio di questa domenica a filo diretto su Radio Padania Libera. Ne abbiamo già una in attesa, la prendiamo subito. Pronto? Pronto, Pinti? Ciao, come ti chiami? Carla da Busto. Ciao Carla. Sì. Cosa stavi combinando che ci ascolti? Noi abbiamo già pranzato. Già pranzato. Cosa hai il riso in cagnon e pesciolini del Ticino. Va che bello, va. Senti. Dimmi. Vuoi che ti mandi il mio chef a farti il riso in cagnon? Guarda, non dovrei dirtelo perché siamo riusciti, sia io e il regista, io spero, a camuffare la nostra pausa pranzo dietro alcune scelte musicali un po' lunghe, però abbiamo mangiato entrambi. Bravo. Però il riso in cagnon, lo sai cosa vuol dire? Spiegacelo tu, Carla, anche gli amici liguri. Io mi aspettavo che dicessi, ma cos'è? Allora aspetta, rifacciamo. Carla, cosa hai mangiato? Riso in cagnon. Cos'è? Riso bianco con burro e salvia. A te, va che bello. E pesciolini del Ticino di Lonati Pozzolo. Presi e messi in padella, vedi? Sì. Va bene. No, ma senti, se vuoi ti mando lì lo chef. No, grazie, non serve. Grazie mille. Tanto un messaggio che ci è arrivato adesso dall'Unione, io non ce la posso più fare, dal Regno Unito. Si chiama Gianluca e dice: esiste la possibilità di firmare all'estero e come? Bella domanda, questa è una domanda da fare allo 0266 234 234. Non so, ho i miei dubbi che si possa firmare dall'estero, ho i miei dubbi. Abbiamo un'altra telefonata, Giulio? No, è caduta? Ok, perfetto, allora possiamo fare un piccolo approfondimento non più culinario, perché qui abbiamo un amico che ci dice che mangia risotto ai maggiolini, quindi state continuando a mangiare. Io invece vi parlo della parola prostituzione, perché la parola prostituzione deriva dal verbo latino prostituere, cioè pro davanti e statuere, ossia stare davanti, indicava la situazione in cui stavano le prostitute, ancora oggi spesso stanno, che stavano davanti alla porta e si mettevano come una merce, esattamente come le merci venivano poste davanti alle botteghe dei commercianti, quello che oggi succede nelle vetrine. Un'origine che richiama questa storicamente abituale condizione delle prostitute che possono esercitare autonomamente o meno la loro professione. Però attenzione, perché l'uso del termine non è univoco e ci fu un grande della glottologia italiana, Niccolò Tommaseo, niente po' di meno che lui, che ha fatto una distinzione tra la meretrice e la prostituta. Attenzione bene a casa, la meretrice è colei che guadagna del corpo suo, e su questo il Tommaseo richiama il termine latino mereo,
mentre prostituta è legata a prostat, cioè colei che per guadagno o per libidine si mette in mostra e provoca a suzzure. Questa era la locuzione usata dal Tommaseo, che in più aggiungeva: la prostituta è più comune, più venale, Taide è una meretrice, Messalina è una prostituta. Ogni abbracciamento venale è meretricio, non prostituzione. E più dice ancora il Tommaseo: le meretrici di caro prezzo non sono prostitute. Le prostitute da genitori e da mariti che nulla guadagnano per sé non meritano l'altro nome, che è quella di meretrice. La prostituta nei templi pagani addirittura venivano venerate, ed è un lavoro, si dice, più antico del mondo. Beh, il più antico del mondo non lo so, ma sicuramente c'erano nell'antica Grecia. E quando si parla di legislazione a sostegno della prostituzione, bisognerebbe proprio ripartire dall'antica Grecia, dallo statista, da quel grande legislatore che si chiama Solone. Ancora oggi si dice, quando una personalità è molto rilevante in qualche ambito, che è un Solone. Ebbene, Solone, tra le tante leggi che fece, ci fu anche quella di istituire bordelli pubblici e legali, ed era stata una misura che aveva fatto come una misura cautelativa di salute pubblica e come contenimento, pensate un po', dell'adulterio. Quindi l'apertura delle case chiuse conteneva l'adulterio, che ovviamente creava delle tensioni sociali molto forti. E un poeta dell'epoca, Filemone di Siracusa, aveva lodato proprio questa parte dell'opera di Solone, che ci viene in qualche misura negata dalle scuole pubbliche. Con queste parole aveva scritto Filemone di Siracusa: vedendo Atene piena di giovani uomini con una costituzione istintuale e che sembrava propensa ad allontanarsi dalla direzione adeguata, ci siamo capiti? Solone ha comprato delle donne per insediarle in vari luoghi, attrezzati ad ogni esigenza e a prezzi accessibili a tutti. Esse se ne dovevano stare ignude davanti ai clienti in attesa della loro scelta. Hai forse qualche tipo di sofferenza? La porta è sempre aperta, basta versare un obolo, non vi è alcuna timidezza, niente chiacchiere, ma subito al dunque, in qualunque modo lo si desidera. Queste erano le parole che usava Filemone di Siracusa per commentare una legge, la prima legge di regolamentazione della prostituzione, che è stata fatta niente po' di meno che da Solone. C'erano due tipi di prostitute nell'antica Grecia, generalmente le pornai, che erano le prostitute che erano in qualche misura dipendenti da un'organizzazione, e poi quelle indipendenti, che avevano, diciamo, queste libere professioniste, dei modi molto innovativi per fare del marketing della loro opera. Ad esempio, sono stati ritrovati dei sandali detti con suole segnalatrici, ossia che lasciavano come impronta nel terreno la scritta "seguimi", e che era, insomma, l'esempio di uno dei modi per irretire i clienti. Sia ad Atene pagavano una tassa, dovevano essere registrate e per esercitare il loro mestiere. E addirittura è Aristotele, che non si occupava solo di quelle cose seriose di cui ci raccontano a scuola, ma anche nella sua Costituzione degli Ateniesi, lui prevedeva proprio tra i vari ministeri, diciamo i controllori della città che lui prevedeva, ce ne doveva essere uno proprio con il compito di supervisione nei confronti delle suonatrici di flauti, arpa e lira, che erano, diciamo, anche loro delle prostitute, per evitare che le loro tariffe superassero il limite di 2 dracme per banchetto, come se insomma si prevedesse un ministero della prostituzione. E poi c'erano le etere, che invece nella Atene classica erano le donne più emancipate e più ricercate per eccellenza. Un caso a sé, invece, sempre restando nella Grecia classica, lo fa la città di Sparta, dove per un certo periodo gli storici hanno detto: beh, non c'era la prostituzione. In effetti le spartane erano delle donne che erano perfettamente pari agli uomini. Non c'era quello che invece è stato un topos di tutta la storia antica e anche di molte latitudini moderne della differenza tra sessi. Le spartane avevano pieni diritti esattamente come i loro mariti, come gli uomini di Sparta, però non si trovavano tracce di prostituzione fino a una certa epoca e si pensava fosse vietata. In realtà ultimamente è venuta fuori una teoria che funziona abbastanza, che è questa. Sparta, nel momento in cui non aveva ancora un'egemonia su tutta la Grecia, utilizzava una moneta di ferro,
era la moneta di Sparta, e questa moneta andava molto bene nel loro mercato interno, ma non veniva accettata negli altri luoghi dove le monete erano fatte di bronzo, di argento, d'oro, e quindi era di poco pregio, e così le prostitute non si trasferivano a Sparta per fare la loro opera, perché non era conveniente dal momento che pagavano in ferro. Tant'è vero che a partire dal III secolo avanti Cristo, quando è incominciata a entrare in Sparta una grande quantità di valuta estera, allora a questo punto qui sono iniziati a comparire anche nella città di Sparta le prostitute come nelle altre città della Grecia classica. Tutto questo non è così per riempire dei minuti, ma per raccontare che quando si dice mestiere più antico del mondo è un mestiere che già si faceva, pensate, nella Grecia classica, e che veniva già regolamentato e che subiva, come tanti altri, le oscillazioni del mercato, che magari oggi ci possono anche far sorridere, ma perché sono legate a questioni, diciamo così, inerenti, le aziende riproduttrici che ognuno di noi ospita, ma che comunque hanno una rilevanza. Io vedo di là del vetro ridacchiare il regista Giulio Carnelli, perché ha un contributo. Quando ridacchia così, esatto. Questa è Sparta! E quando ridacchia così al di là del vetro il buon Giulio Carnelli è perché ha preparato un qualche contributo. Allora, con questa è Sparta io direi che possiamo chiudere la parte relativa alla Grecia classica e dedicare invece una canzone a tutti coloro che magari oggi sono in libera uscita, perché è una così bella giornata e magari ci sono tutte queste persone che sono fuori, magari qualcuno ci sta ascoltando dall'automobile, magari
non so, treno per un non so che si trova a volte a caso, treno per un non so, treno per un non so, treno per un non so che si trova a volte a caso. And Radio Plays, CCCP, poi CSI, poi PGR, oggi solista da una parte Giovanni Lindo Ferretti, dall'altra i componenti della band che sono in giro con i loro concerti ex CSI, insomma scissioni nel mondo quantomeno della sinistra, se possiamo chiamarlo ancora così. Nel caso di Ferretti direi proprio di no, nel caso di Zamboni vedrà lui. Ma questo per dirvi altro, sia per tornare sugli argomenti che mi sollecitate con i vostri SMS. Intanto un abbraccio a Luciana, che oggi ha solo mangiucchiato perché è impegnata nella preparazione del pesto. Per me e per qualche altro caro parente, ma non dire di più perché potrebbero riconoscermi. E allora Luciana, teniamo questo segreto tra me e te. Poi abbiamo un altro amico da Genova che si chiede: ma quando e a che ora è Salvini? Salvini alle ore 18 in Corso Italia, se non andiamo errati. Comunque se telefonate allo 0266 234 234 forse hanno anche questa informazione. E poi abbiamo un'altra persona, Marta, che abbracciamo, adesso ho capito chi sei, un'altra delle nostre ascoltatrici, perché in comune a Parma si fida poco andare a firmare, e ci ricorda quella bella poesia davvero molto bella, andatela a cercare, di Melville, che riguarda il Duomo di Milano, proprio lui, Melville, quello della balena bianca, quello di Moby Dick. E questi sono gli SMS, un po' degli SMS che ci arrivano al 346 642 7756 e che insomma continuano a raccontarci le caleidoscopiche avventure della vostra domenica pomeriggio. E invece per intervenire in diretta c'è sempre il suo bel numero, la sua bella linea aperta 0266 20 35 29 in questa giornata dedicata al referendum per raccogliere le firme per abrogare la legge Merlin, perché le case chiuse vanno forse riaperte. Questo è quello che pensano quelli del comitato promotore, che pensa la Lega Nord, e che qui come Radio Padania insomma sottoscriviamo in pieno, anche perché nell'escursus storico che prima senza troppe pretese stavamo facendo si vedeva come la pratica della prostituzione fosse un qualcosa di regolato dallo Stato, dall'Atene in cui legiferava Solone a invece i giorni più vicini anche del Medioevo, in cui la Repubblica di Genova si finanziava proprio con la tassazione sul meretricio, ma non solo, anche Venezia e tanti altri di quegli stati del famoso Rinascimento. Eravamo arrivati alla Unità d'Italia, ossia a una legge, pensate subito, fatta subito nel 1860, che estendeva la regolarizzazione delle case chiuse a tutta Italia. E poi verrà anche un'altra legge, il testo definitivo della legge Crispi, proprio lui il Crispi, ve lo ricordate il Crispi, che nel 1888 aveva messo il divieto di vendere cibo e bevande e feste e balli e canti all'interno delle case di tolleranza, e aveva vietato, è un po' l'inizio dell'odierna ipocrisia, perché quando si iniziano a fare queste leggi in cui si vieta l'apertura vicino ai luoghi di culto, asili e scuole, vuol dire che questo qualcosa incomincia a essere adombrato come un qualcosa di socialmente reprovevole. Ed è proprio col Crispi che le case chiuse diventano case chiuse, perché proprio in questa sua legge c'era l'obbligo di tenere le persiane sempre chiuse, e da allora si chiamano per l'appunto case chiuse. Isteria invece è quella che coglie l'opinione pubblica nel 1900, quando Gaetano Bresci spara a re Umberto I uccidendolo. E da lì si vede come l'opinione pubblica di allora non sia dissimile a quella di oggi, perché incomincia una vera e propria isteria quando le indagini scoprono che Gaetano Bresci, prima di sparare al re, aveva trascorso alcuni giorni a meditare, a nascondersi, a preparare l'attentato proprio all'interno di una casa di tolleranza. E allora a quel punto il presidente del Consiglio, che si chiamava Saracco, aveva voluto chiuderle, aveva fatto questo che oggi sarebbe uno spot per calmare l'opinione pubblica, e chiudere le case di tolleranza perché erano covo di sedizione
come dimostrava ovviamente il Gaetano Bresci, che proprio lì si era ritrovato. A prendere la bandiera però della chiusura delle case di tolleranza sarà più, pochi anni più tardi, dopo la Prima Guerra Mondiale, l'establishment, i potenti, ma il Partito Socialista di Filippo Turati, a cui appartiene anche Angelina Merlin, che dal 1919 riapre la questione e con tutte quell'armamentario di argomentazioni sullo sfruttamento, sul fatto che le donne all'interno delle case chiuse vivessero in condizioni degradanti. Eravamo nei primi anni del Novecento, gli anni in cui nasceva il socialismo e le meravigliose sorti liberatrici a cui diciamo pensatori come Turati attribuivano appunto al socialismo la missione storica di liberare l'uomo da ogni tipo di legame, ogni tipo di schiavitù, tra cui anche quella di un lavoro che presupponeva lo sfruttamento del proprio corpo. E poi siamo anche in anni dove probabilmente lo sfruttamento aveva anche delle così venature di tipo veramente preoccupante. La cosa viene anche ripresa da altri famosi personaggi dei vostri libri di storia superiori. Anche Rattazzi aveva stabilito, aveva disciplinato, pensate, i prezzi, e poi dopodiché era arrivato il regime fascista. Il regime fascista ovviamente non riusciva a inquadrare le cose se non con l'occhio della pubblica sicurezza, e quindi con una legge del 1931, il famoso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tuttora in vigore in gran buona parte, aveva imposto delle misure restrittive nei confronti delle prostitute, che dovevano essere schedate dall'autorità di pubblica sicurezza e sottoposte a esami medici obbligatori. E così si prosegue, insomma, la via delle case di tolleranza, che era diventata ormai un vero e proprio rito di passaggio nell'educazione sessuale delle persone, fino al 20 settembre 1958, quando con la legge Merlin esse vengono chiuse e poi questa partita viene riaperta con una sessantina di anni di ritardo, proprio da questo ennesimo tentativo di farne un referendum la cui riuscita o meno dipende solo da una variabile: il fatto che voi poniate o non poniate la vostra firma sui moduli che in tutti i gazebo oggi pomeriggio potete trovare a vostra disposizione. Questo è un po' diciamo l'inquadratura storica del fenomeno della prostituzione. Poi abbiamo altre, come si dice, altre cose che ci sarebbero da dire, ma le diciamo con calma dopo una canzone che troviamo qua, che potrebbe essere una canzone, cosa facciamo? Zucchero? Va bene, dai, zucchero, un po' caraibica, oggi il clima si addice.
coltivo una rosa bianca e non il cardo e l'ortica. Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guantanamera, Guaira Guantanamera. Sono un ragazzo Guantanamera, Guaira Guantanamera, sono un ragazzo Guantanamera, Guaira Guantanamera. Stiamo arrivando, il caldo è già quasi caraibico e quindi Zucchero Guantanamera ci sta tutta nel nostro pomeriggio insieme. E ancora qualche passaggio sulla prostituzione, mentre vi ricordo che sono sia attivi i numeri per andare a firmare, un numero di telefono che serve per tutte le vostre ansie, angosce, dubbi, perplessità, ed è lo 0266 20 35 29. Quel numero lì è il numero magico, il numero amico della democrazia, si dice a volte con un po' di retorica, ma è vero, perché è il numero che vi indirizza nel vostro posto giusto a firmare esattamente quello che volete andare a firmare, ossia, nel caso nostro, la richiesta di referendum per abrogare la legge Merlin e in qualche misura andare a regolarizzare la prostituzione. Una prostituzione che comunque, oltre a essere stata nella storia più volte regolamentata da tutte le civiltà e da tante nazioni anche oggi in Europa, Germania, Regno Unito, Svizzera, in realtà anche all'interno del quadro normativo italiano sta subendo una modificazione, come spesso accade alle leggi antiche e che il costume supera. Questa modificazione non viene fatta dal Parlamento, che generalmente, scusate, mi viene da ridere, è l'ultimo che ci arriva quando cambiano le cose nel costume, alla fine arriva una legge. Prima a cambiare sono alcuni settori dell'apparato dello Stato che cambiano orientamento o che definiscono l'orientamento su una determinata attività. È il caso di 5 anni fa, quando la Cassazione aveva definito il meretricio senza sfruttamento un'attività lecita e pertanto soggetta a tassazione. Ed è di pochi giorni fa la notizia di 5 prostitute che a Rimini sono state costrette ad aprire partita IVA, a fatturare le loro prestazioni sveltine comprese da, indovinate chi, niente poco di meno che l'Agenzia delle Entrate, perché all'interno di una indagine erano risultate insomma delle evasori totali e quindi hanno dovuto in qualche modo mettersi in sesto proprio con la regolarizzazione della loro attività, che viene inquadrata dal fisco, a cui nulla sfugge e che non ha grandi problemi morali, come ben sappiamo, come servizi alla persona, e io direi che ci sta tutto. Abbiamo intanto un amico che vuole intervenire in diretta, lo passiamo, ma prima diamo il numero per intervenire: 0266 20 35 29 e quello degli SMS 346 64 27756. Fateci sapere che cosa state combinando in questa domenica pomeriggio. Prendiamo una telefonata intanto. Pronto? 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 È caduta la linea e vabbè, poco male. Dicevo che le regolarizzazioni procedono generalmente in questo paese seguendo questo tipo di iter molto molto lunghi e molto in qualche misura sconnesso, no? Perché prima c'è la Cassazione, fa una sentenza, poi in una singola città l'Agenzia delle Entrate indica un percorso per l'emersione fiscale di questo fenomeno, e questo diciamo che da un certo punto di vista è positivo per l'evolversi della situazione e anche per come questa entra nel senso comune. Certo che siamo in peggio di Mentana, siamo in quell'alveo di illegalità che da un certo punto di vista crea dei problemi, perché come sapete nell'illegalità c'è una sola legge che vale, che è quella del più forte. Adesso abbiamo una telefonata però che ci è arrivata in diretta, la prendiamo. Pronto? Sì, pronto, sì. Salve. Ciao, come ti chiami? Sì, ciao, sono Nadia Lanfredi da Reggio Emilia. Ciao Nadia. Ciao, niente,
Sono intervenuta perché appunto io di solito faccio la trasmissione delle donne padane in questa fascia oraria, però oggi con le gazebate siamo impegnati sul territorio per altre ovviamente attività molto molto concrete. E niente, mi chiedeva il regista per i gazebi di Reggio Emilia. Allora, a Reggio Emilia ieri e oggi avrebbe dovuto tenersi una festa provinciale della Lega Nord ed era l'occasione per concentrare tutta la raccolta firme, diciamo, in maniera massiccia. E purtroppo l'alluvione, cioè o meglio la pioggia di venerdì notte ha fatto annullare la festa perché l'area è tutta allagata, per cui posticipata a venerdì e sabato prossimo, tra l'altro sto con la presenza sabato del segretario federale Salvini, per cui per tutti i reggiani e province limitrofe della zona che speriamo vengano numerosi ad assistere alla presenza del segretario federale, sarà l'occasione per concentrare ancora la raccolta delle firme contro, per abolire la legge Merlin, che comunque come donne abbiamo già più volte manifestato il nostro appoggio, perché è anche una questione di sicurezza. Lasciamo stare la questione morale perché assolutamente non è inerente a questa tematica, ma semplicemente proprio su un fatto anche di sicurezza, in quanto le famiglie, noi viviamo quotidianamente sulla zona della via Emilia, che è la via principale che attraversa tutte le province emiliane da Ferrara a Piacenza, queste presenze difficili da giustificare ai bambini che passano, perché comunque sono zone molto abitate, altamente concentrazione di famiglie, di attività sociali, per cui c'è un'immagine di degrado e di non sicurezza. Questo è indubbiamente l'argomento che, prima di tutto, che la cittadinanza avverte. Questo certo è quello che avverte Nadia, però è vero che dietro quello che noi vediamo nelle strade sono il 99% storie di tratta di esseri umani, di sfruttamento, di sevizie, di torture, e questa regolarizzazione potrebbe in qualche modo favorire anche la netta distinzione tra ciò che è sfruttamento e ciò che sfruttamento non è. Assolutamente sì, perché comunque la prostituzione è molto, diciamo che non è solo, è molto sfruttamento, ma non solo, e indubbiamente farebbe emergere queste situazioni e metterebbe, diciamo, al sicuro e a riparo queste persone che vengono, scusate l'espressione brutale, ma è brutale anche quello che avviene nei loro confronti, vengono importate appositamente con degli imbrogli, ovviamente con dei sotterfugi, e poi le collocano in strada anziché con un lavoro dignitoso come gli viene promesso, e poi alle spalle c'è tutto comunque un ricatto rispetto alle famiglie di provenienza di queste giovani. Veramente c'è una tratta delle schiave, ma c'è anche una buona, lasciatemelo dire, una buona parte comunque di persone che scelgono di fare questa attività, per cui a differenza, cioè è vero che può subentrare un dibattito sulla questione morale e sfruttamento sessuale del corpo della donna, ma però l'utero è mio, me lo gestisco io. Ma insomma, adesso indubbiamente si entrerebbe in un ambito molto più ampio di discussione. C'è comunque chi lo fa anche per scelta, interviste televisive lo ammettono così in maniera molto, molto trasparente e molto limpida, per cui indubbiamente una organizzazione, ripeto, che non è moralistica, ma è effettivamente dare una dignità anche a chi fa questo mestiere, chi lo fa o consapevolmente o per imposizione, in questo modo verrebbe comunque tolta da questa situazione di degrado, e penso che sia veramente un'emergenza sociale. Quando abbiamo raccolto le firme l'anno scorso insieme al referendum per abolire la legge Fornero, anche su questo argomento le firme erano molto spontanee, non c'è stata perplessità delle persone che si sono avvicinate. Penso che oggi come oggi sia necessario ancora riproporlo, per cui lo apprezzo questo sforzo della Lega Nord, e speriamo che anche i nostri cittadini, chi deve firmare, non dica ma tanto poi non succede niente, perché purtroppo la desolazione, l'amarezza anche di quello che è successo con la legge Fornero fa sì che le persone perdano l'entusiasmo e la voglia della partecipazione all'attività politica. Questo è un rischio, certamente. È un rischio alto, ecco, per cui spero che non vada a finire speriamo così. Che insomma non si faccia questa riflessione, e la grande attività che oggi c'è, ripeto, in tutta la penisola italiana su questa faccenda sembra fortunatamente testimoniare in senso contrario. Sì. Nadia, io ti ringrazio di questo intervento, spero di trattar bene insomma il tuo spazio, non voglio, insomma, lascio tutto in ordine, non ti preoccupare.
Grazie, no, grazie a voi di tutto lo sforzo che fate. Grazie di nuovo, arrivederci. Grazie mille. Abbraccioni per SMS a Luis D'Angera, che in questo caldo pomeriggio, reso rovente dall'argomento trattato, è meglio rinfrescarsi lavando la macchina, e quindi abbiamo un car washing, non so quanto sexy, di Luis D'Angera ad Angera, per l'appunto, che sei anche, diciamo, vicino a uno specchio d'acqua naturale. E poi un abbraccione a Rosa, che ci sta ascoltando e sta uscendo dal lavoro, cavoli, goditi un po' di riposo, dai Rosa. Poi abbiamo una poesia di un anonimo che dice: come triste il giorno di maggio, di tanto sole neanche un raggio. È un anonimo che ci scrive delle poesie. E tornando e chiudendo l'argomento prostituzione, è vero che ce ne sono molte che lo fanno di loro iniziativa, ed è vero che ci sono delle persone che vanno oggi nei guai seri, perché sia a Telese Terme, ho preso le ultime 2 notizie che ho trovato, sia a Ventimiglia e a Valle Crosia, ma anche in un bar Valentino nella zona di Feltre, scusate. Tutti questi 3 casi sono accomunati dal fatto che i proprietari sono stati incriminati per favoreggiamento alla prostituzione. Il caso degli affittuari delle case è perché avevano affittato la casa a 2 prostitute, e quindi facendo lì la prostituzione sono stati indagati per favoreggiamento della prostituzione. 2 escort brasiliane che palesemente lo facevano in modo autonomo, ecco, non è un'inchiesta che va a lambire, diciamo, una rete di sfruttamento più ramificata, mentre nel caso di Feltre, di questo bar, è stato invece indagato il titolare 55enne, che addirittura è stato messo in stato di fermo per sfruttamento della prostituzione, perché insomma in questo bar Valentino lui reclutava delle ragazze anche tramite annunci sul giornale con questo tipo di ricerca. Ricerchiamo ragazze per collaborazione immediata, anche prima esperienza come immagini, intrattenitrici di sala. Il ruolo consiste nell'intrattenere i clienti favorendo l'incremento delle consumazioni del bar. È richiesta la bella presenza. Dopodiché pare che si andasse un po' oltre in questo bar, e fin qui niente di male e niente di non consensuale. Quello che ci fa un po' specie è che la denuncia è scattata perché lo stesso bar metteva sulla sua bacheca di Facebook delle foto piuttosto, diciamo così, ironiche dei clienti dopo che avevano fatto amicizia con una delle ragazze che venivano a questo proposito reclutate. Questa è un po', diciamo, una panoramica senza pretese sulla prostituzione. Adesso con la canzone che mettiamo chiudiamo al contempo l'argomento prostituzione. Lanciamo di nuovo il fatto che oggi Matteo Salvini sarà alle 18 a Genova, in Corso Italia se non sbaglio, e soprattutto lanciamo l'ultima mezz'ora della nostra diretta che dedicheremo proprio allo stillicidio, all'assalto quotidiano che sta subendo il segretario della Lega Matteo Salvini in tutti i suoi spostamenti. Morge de carne di sta la negra calice, me vejo de moi. Elle est mytho douce de la main de Tervea. Massaggiami e me perdoni, se non riuscio a sapere, ma te pensi. Testa che te giammina, l'erfe dei gaspina, fatta mia giammina, roggio de mussapina, io moro un tossio, seguo le sade cusce, dove che peiamo, si rutanga te pagasce, da che c'ha di giammina, la vega de spunta, prima che quella monta a china, non mi siete svente l'unda. Radio Padania Libera, la tua radio. La notte di RPL diventa magica. Percorsi nella memoria.
Lasciati emozionare. Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni. Davide Volpin ti aspetta il martedì notte dalle 23:30 per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica. Percorsi nella memoria. Martedì sera alle 23:30 su Radio Padania Libera. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Ed eccoci in diretta, ultimi 30 minuti della nostra maratona legata alla riforma, alla legge Merlin. Sarebbe questa sì una grande riforma per esorcizzare questo mio lapsus ricorrente durante tutta la diretta, mi viene da dire riforma, o un retaggio ancora della Fornero, o forse davvero ci vorrebbe una grande riforma in questo paese anche per regolamentare la prostituzione. Abbiamo parlato di questo finora, è ancora valido ovviamente l'argomento, ma più che l'argomento è ancora valido in tutte le piazze da nord a sud la possibilità di mettere la vostra firma in uno dei tanti gazebo che trovate sul sito www.vieniafirmare.org oppure al numero di telefono a cui vi rispondono i volontari del comitato referendario 0266 234 234. Ripeto 0266 234 234. L'ultima mezz'ora però la volevamo dedicare a un altro argomento, un argomento che si impone purtroppo agli onori della cronaca prima che della politica, ed è la sistematica violenta contestazione di cui è oggetto Matteo Salvini durante i suoi comizi. Per intavolare questa discussione ora io vi mando, grazie al sapiente collage di Giulio Carnelli alla parte tecnica, la solidarietà di Di Pietro. C'è in apertura questa, che è una solidarietà un po' particolare che lui dà a Matteo Salvini dopo le aggressioni, e poi un minuto anche di Matteo Salvini che parla appunto di quanto gli è successo. Dopodiché linee aperte alle vostre opinioni. Ritengo che una persona che si presenta ai cittadini italiani chiedendo loro di dargli il mandato per governare il paese, nell'interesse del paese, non possa farlo provocando, irridendo, usando infamia, portando esasperazione, dando gesti di menefreghismo, generando odio. Questa è una persona che sta facendo quel che sta facendo perché gli fa comodo fare quel che sta facendo. Ecco perché io sotto questo aspetto, l'ultima persona che ha parlato, lo condivido totalmente il suo pensiero. Cioè, vale a dire, si è creato una realtà indistinta, un magma indistinto dove non si capisce chi è destra e chi è sinistra, ma si stanno creando realtà e alimentando la realtà di odio nell'estremismo da una parte e nell'estremismo dall'altra, che si rischia di ritornare ai vecchi schemi della violenza sulle strade, vetrine sfasciate e quant'altro. E allora questa idea che Salvini vuol far credere che non ha spazio, in realtà è lui che ha creato, attraverso la generazione dell'odio, ha creato le condizioni affinché
la gente si esasperi, è lui quello che vuole, perché su quello ci vuole marciare. Democrazia, ognuno è libero di andare nelle piazze che ritiene e che magari invece di mandare 8.000 poliziotti a tutelare la gente che viene a ascoltare la Lega, chiudesse qualche centro sociale abusivo da cui partono i violenti che ci inseguono per le piazze, quegli 8.000 poliziotti andrebbero ad arrestare spacciatori e delinquenti, quindi il problema è a monte. Tutelare la libertà di parola mi sembra il minimo, però chiudere i centri sociali da cui partono i lanciatori di fumogeni, di bombe carta, di petardi, di uova, di arance e tutto il resto mi sembra altrettanto logico. Ci vuole un po' di dignità, porca Eva! Ci vuole un po' di spiegatività! Che cazzo vuol dire contestare Salvini? Il pezzo del perché c'è questa stranezza. In democrazia sì, bene, perché arrivano sempre da lì, arrivano sempre dall'estrema sinistra. Rossi Enrico. Lei ha detto che è un po' stufo di questa situazione. Veda lei, no, ma non per me, ma perché è normale che per parlare in piazza a massa ci debbano essere una camionetta, 2 camionette, 3 camionette, 4 camionette, non è normale. Ok. Il signor Rossi Enrico ha detto che lui dare speranza alla Toscana. La sanità di massa è l'esempio degli sprechi della sinistra. Ma invece di aprirli la sera come facciamo in Veneto, gli ospedali li chiudono di giorno. Liberare la Toscana, questa terra splendida, da 50 anni di occupazione di sinistra che è devastante. Per la prima volta nella storia c'è una speranza, perché qua Forza Italia non ha mai fatto opposizione, quindi è arrivata la Lega e ne sono orgoglioso. Non so se ti viene in mente anche te quella canzone là. Sei buono e ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre, qualunque cosa fai. Che non si è fatto male ancora nessuno ed è quasi un miracolo, perché tra feriti e contusi per adesso di prognosi gravi non ne possiamo ancora contare, meno male. Però la testimonianza che vi abbiamo mandato in presa diretta è una testimonianza che come minimo fa riflettere, e vorrei sentire da voi, se ci siete e se vi va, anche se è domenica pomeriggio, anche se c'è un bel sole, anche se fin qui ce la siamo raccontata con allegria, se vi va di farci una riflessione sopra, perché non è possibile che un segretario politico ovunque va si trova in una situazione militarizzata per colpa di piccoli gruppi molto organizzati, molto agguerriti di facinorosi che anziché usare le idee usano la violenza. Se volete dirmi la vostra, 0266 20 35 29 è il numero per intervenire in diretta, oppure per SMS al 346 642 7756. Vediamo se c'è qualcuno che insomma vuole dire la sua. Nel frattempo vi ricordo che questa sera Matteo Salvini è alle 18 a Genova, quindi amici della Liguria e dintorni, convergere su Genova. Una prima telefonata, pronto? Sì, pronto, salve Marco. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Guglielmo Dalbenga, un vecchio leghista, con 7 nipoti, che bisogna far figli qui, 7 nipoti piccoli, sono tutti in Padania. Volevo dirti, credo che oggi Salvini sia a Ortovero, una zona interna oltre la pianura, la pianura di Albenga. Sì. Io sono titubante ad andarci, siccome sono abbastanza forte, abbastanza robusto, il marito anche Morelli al pranzo di beneficenza della radio all'Andola. Sono titubante ad andarci, mia moglie mi frena perché è ora di finirla, se anche qui troviamo quella gente lì, i veri e propri fascisti, fa paura, perché io sono anziano ma sono robusto, nuoto bene, c'è una roba l'altra. Vabbè, però c'è un'intimidazione, uno non dovrebbe mettere in conto di poter prendere delle botte per andare a sentirsi un comizio, ecco, sparare alle gambe, perché sono dei vigliacchi, sono dei fettenti.
Sì, è un po'... Grazie, perché Guglielmo, questa è una testimonianza che tu hai fatto, ma che penso valga per molti, che nel rischio di andare a vedersi un comizio dicono no, senti, io me lo sto a casa e me lo guardo in televisione. Non è così, perché poi si svuotano le piazze, non deve essere così, e vale doppio il coraggio di chi a questi comizi ci va, però non deve essere una prova di coraggio andare a sentire le idee di una persona, ecco. E anche la contestazione, adesso non nascondiamoci dietro un dito, è un fatto che politicamente ci sta tutto, però non la contestazione violenta, perché la contestazione violenta non ci sta, ecco, questo è un dato di fatto. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Il mio nome è Piero. Ciao Piero. Telefono da Istrana. Da? Treviso. Istrana, Treviso. Sono un leghista, puro sangue. Eccoti qua. E un motusa, tra l'altro, perché ho già superato gli 83. Vabbè, dunque, in vorrei informarvi di riascoltare, a chi è possibile, di riascoltare il TG4 di quest'oggi, delle ore 11 qualcosa di questa mattina, che parla inerente ai barconi che arrivano qui in Italia. Questo previsto dalla BBC, che ci sono componenti dell'ISIS che vengono tra i clandestini, che vengono per pianificare attentati qui in Europa. Questo è un discorso previsto dalla Lega. Dunque, oggigiorno qualcuno altro si sveglia. Grazie mille Piero, sono contento quando ci arrivano anche il TG4, il Corriere, tutte queste cose. Noi nel nostro piccolo, senza voler metterci a competere, è chiaro che noi sull'immigrazione abbiamo una sensibilità più spiccata, e quindi può essere che a noi le notizie da un certo punto di vista nell'approfondimento arrivino prima, però lo diciamo da forse più di un anno che in Libia ci sono determinati gruppi terroristici, tra cui uno che ormai è affiliato proprio come succursale al Califfato Islamico di al-Baghdadi, ed è da più di un anno che diciamo che questo traffico di esseri umani è gestito dalle stesse organizzazioni che si finanziano proprio col traffico di esseri umani, ed in più il punto più preoccupante è anche questo, che insomma insieme ai richiedenti asilo, insieme agli immigrati economici che arrivino anche delle persone che vengono con il preciso intento o di fare degli attentati oppure di scaldare le comunità musulmane delle nostre città, perché anche questa è una delle faccende rilevanti nella offensiva culturale che sta facendo il Califfato Islamico, ossia quella di sfruttare la marginalità sociale a cui spesso sono relegati gli immigrati clandestini o meno nelle periferie delle città, per riuscire ad agganciarli con una retorica fondamentalista che li porta ad odiare quel paradiso che loro agognavano, quell'Occidente che hanno voluto raggiungere e che poi, guarda un po', si rivela tutt'altro che un paradiso. E quindi attenzione a non finire noi stessi vittime delle nostre stesse illusioni, o almeno delle ombre cinesi che proiettiamo al di là del Mediterraneo. Anna intanto ci scrive riguardo a Salvini: Salvini è molto amato, ma questi centri sociali sono ovunque, in quelle zone la soluzione è inviare migliaia di clandestini. Ecco, lei ha questa opzione punitiva, diciamo un po' così, un po' estemporanea la sua, però certamente quella di cui ci stiamo dando conto è una brutta storia, perché non era mai successa neanche a Berlusconi, che comunque è stato un personaggio molto odiato, di vivere una contestazione sistematica come quella che sta vivendo Matteo Salvini da parte dei centri sociali, che insomma in qualche misura ne hanno fatto un veicolo anche per avere una visibilità di riflesso, perché chiaramente questa storia sta inquadrandosi all'interno di scontri di piazza, e non vorrei che nel senso comune passasse l'idea che la causa di questi scontri di piazza è proprio la presenza di Matteo Salvini. Da questo punto di vista il titolo di questa mattina mi pare del secolo XIX, in arrivo in Liguria il ciclone Salvini, c'è rischio per la sicurezza, mi sembra purtroppo invece da inquadrare proprio in questo senso. Abbiamo una telefonata ancora in diretta, pronto? È cascata la telefonata, ma arrivano gli SMS al 346 64277
5, 6 i nostri sms e abbiamo un amico, un anonimo che scrive: Matteo Salvini esaspera perché dice quello che non è gradito e allora genera la violenza, ma da parte di chi? Chi sono i violenti? Il popolo o 4 delinquenti? I governi invece tassano, creano disoccupati, liberano i criminali, ci rubano le pensioni, ma tutto questo a quanto pare trasmette allegria al popolo. Questo ci scrive il nostro amico Anonymous, che non si firma e che però ci scrive questa sua opinione, diciamo, a questo punto anche a nome e per conto di tutti voi che l'SMS non ce lo state mandando. Allora, noi siamo ancora insieme per una 16ina di minuti, abbiamo toccato note meno lievi, io direi di tornare sulle note liete di un pomeriggio che comunque è bello dal punto di vista climatico ed è anche bello perché lo stiamo passando in qualche misura in compagnia, seppur virtuale, seppur attraverso il nostro elettrodomestico preferito, ossia la radio. E quindi è tutto per voi, Vinicio Capossela, una giornata perfetta. È una giornata perfetta, passeggio nella strada senza fretta, ascolto Vic Damone alla radiodiffusione, spasso per la mia città. Giornata di sole, trovata da solo, mi radio in canottiere, tutto il mio pensiero è solo un motivetto per far fisa, filo e spazio. Il giovedì mi cade sulle scarpe, mi veste a pennello, a passo di tap fresco d'acqua di Colonia, l'aria mi bacia e sogna. È una giornata perfetta, accendo la prima sigaretta, camicia a quadrettino, modello tabacchino, pettini al taschino, bacio un caffè tubino, la vita è un ricciolo leggero nel vapore in filo, cielo color mattino, color cestino, azzurro dell'asilo, fischiare quando passano le ragazze come primavere, fischiare e rimanere al tavolo seduto, non inseguire niente, le botole nei muto, perché è una giornata perfetta, nella giardinetta che ci aspetta, vestito da picnic, modello spick e span, anche le fronde ridono, dagli alberi sorridono, male non c'è, far così gentile, fischiare, salutare, sulla giacca ho appuntato un fiore, e nell'estasi d'insonne ovunque spargere le rose, non si fa
Giornata perfetta è quella che vi auguro quando siamo ormai agli sgoccioli di una lunga ma bella diretta passata assieme. Abbiamo qualche SMS sull'argomento ultimo, argomento che abbiamo toccato. Luciano da Bologna ci ricorda che tra i centri sociali che aggredivano Salvini c'erano anche 2 consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Questa notizia me l'ero persa, grazie Luciano da Bologna. Poi abbiamo un altro amico più fideistico che ci scrive: Salvini se la cava ovunque con chiunque. Personalmente già 20 anni fa sapevo che sarebbe finita così, con un'immigrazione e invasione totale. Unisce, diciamo, più temi in un colpo solo. Poi Fabrizio da Bergamo dice: Marco pensa che conosco di persona ex personaggi dei centri sociali anni 80-90 che ora su Facebook difendono Matteo e ci votano pure, un buon segno. Guarda Fabrizio, ne conosco anch'io parecchi e non è un caso di cui ormai bisogna stupirsi, anzi mi stupisce che questo non sia senso comune, ossia che si parla sempre di elettorato di centrodestra che sta appoggiando Salvini. Per carità, a me non sembra, perché Forza Italia bene o male nei sondaggi rimane lì, nel suo 15%. Se la Lega cresce, evidentemente li prende da altre parti, dall'astensione, dove ci sono tutti questi mondi, tra cui anche quelli che si riconoscevano nell'estrema sinistra di qualche anno fa. Assolutamente d'accordo con te. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao, come ti chiami? Giuseppe. Da Torino. Da Torino. Niente, volevo fare un saluto e vado a firmare il più presto possibile, che adesso sono un po'... non posso. Ce la faccio ancora? A Torino spero di sì. Ma fino a che ora? Ce la faccio anche oggi? Allora, vediamo un po'. Queste sono domande da fare al 234, ma va bene, la fai a me, okay. E aspetta che devo però andare a vedere. No, non ti preoccupare. No, ormai sto andando, Giuseppe, non si preoccupi. Allora, Torino, Regione Piemonte, adesso ci arriviamo, Piemonte, un attimo, che c'è sempre il suo tempo, bel menù a tendina che non avevo visto e che avrebbe velocizzato. Torino città? Sì. Torino città. Allora, Torino città, oggi è il magico giorno, oggi è il 17, no, oggi non ci sono gazebo a Torino città. Però allora domani puoi andare in comune. Sì, non c'è problema, vado al comune. Bene, grazie. Salutoni auguri a Salvini che faccia che fa bene, va. Ciao, grazie. Ciao, okay, ciao. Grazie, ciao. Abbiamo un altro ascoltatore, pronto? Pronto? Sì, pronto. Bisognerebbe spegnere la radio quando si va in diretta. Va bene adesso? Sì. Salve. Ok, io volevo dire una roba. Dica. Se Salvini riesce a diventare presidente, sì, che pensa a noi, si pensa alle casalinghe. Si pensa anche alle casalinghe, certo. Cioè, nel senso che io penso che una casalinga dovrebbe finire di lavorare a 50 anni, perché le donne hanno tanti problemi, anche certo. Perché hanno una casa, dei figli, certo. Ce ne hanno di lavoro extra. Certo. Ti devo salutare che sento l'audio in ritardo, scusami. Comunque sì, il problema delle casalinghe, la questione delle casalinghe è a tutti gli effetti all'interno delle agende di chi vuole in qualche misura fare un programma politico che abbracci la vita reale e non dei singoli hashtag Twitter. Prima di prendere un'altra telefonata salutiamo e abbracciamo l'amico Luigi che si aspettava riprovazione su quanto detto da Di Pietro, ma a me sembra che si commenta da sola quella cosa lì, caro Luigi, non è c'è bisogno poi di fare come si chiama quella cosa che fanno gli islamici, la fatua in diretta, cioè Luigi, una volta che trasmettiamo e poi ognuno si fa la sua opinione, questa qui non è una radio che ve ne dica, non è la radio che vi dice come dovete pensarla, noi vi trasmettiamo delle cose, ve le sottolineiamo e diciamo cosa ne pensate, poi l'opinione ve la fate voi. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, sono sì. Graziella di Milano. Ciao, Graziella. Padania Libera. Senti, a proposito del comune, io ieri sono andata alla mia associazione Donne Milano e mi hanno detto che anche Beppe Grillo sta facendo un referendum per l'abrogazione della legge Merlin, ma le firme che vengono raccolte da lui non sono assolutamente sommabili alle nostre. E se uno va in comune e l'impiegato vuol fregare la Lega, gli sottopone il modulo di quelle di Beppe Grillo, così veniamo fregati. Questa cosa dovreste continuare a dirla almeno 2 volte al giorno. Grazie Graziella, lo posso dire una volta adesso.
il Movimento 5 Stelle ha presentato tempo fa una richiesta di referendum non sulla legge Merlin, ma sulla uscita dall'euro, un referendum consultivo per l'uscita dall'euro, è depositata nei comuni. Amici che andate a firmare nel comune, state bene attenti a cosa firmate, perché nel referendum che riguarda la legge Merlin c'è proprio scritto nell'intestazione legge Merlin, e quindi non fate in modo che magari qualche furbo o distratto impiegato vi faccia firmare l'una al posto dell'altro. Sull'andare a firmare o meno invece il referendum del 5 Stelle consapevolmente sull'uscita dall'euro, sul fare un referendum consultivo, vedete voi, un referendum consultivo è un'attività culturale, ludica, che può essere utile in alcuni casi, meno utile in altri, fate voi l'opinione, insomma, sull'andarlo a firmare o meno. L'importante è che, come dice giustamente l'amica Graziella, state attenti a non firmare l'uno al posto dell'altro. Prendiamo l'ultima telefonata del nostro pomeriggio insieme. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Maria, Ciao telefono Maria. da Torino, è la prima volta che chiamo. Io la sento sempre Radio Padania, mi fa tanta compagnia. Siamo contenti, Senta, Maria, il 14-5 maggio Sì? c'è uscito sulla Stampa di Torino un articolo cattivo verso Salvini. Sì. E io sono rimasta male quel giorno lì, proprio la cattiveria. Io vivo a Torino, è una città che si vive male, ci sono tante cose che vanno male, governa la sinistra, sono intoccabili. Pensi che io devo fare una visita eurodinamica, si chiama, sono andata al Sant'Anna, mi hanno detto che devo attendere 9 mesi per fare questo esame. Guardi, è una cosa vergognosa, siamo ridotti proprio male. Grazie mille Maria per questa testimonianza molto concreta di vita vissuta, con la quale chiudiamo volentieri il nostro tempo, le nostre 3 ore passate insieme, dove abbiamo riso, scherzato, ma sono contento di chiudere con la seria e preoccupata concretezza di una cittadina di Torino che ci ha raccontato in pochi sprazzi come si vive in quella città e in quella regione nella sua personalissima esperienza personale, senza sovrastrutture o ideologie, opinioni, robe particolari. Allora stiamo andando, dicevo, a chiudere, giusto il tempo di ricordarvi che si può firmare per tutta la giornata di oggi nelle migliori e nelle peggiori piazze il referendum per abrogare la legge Merlin, che da domani si può firmare nei comuni. State attenti a non firmare il referendum di Grillo al posto di quello della Merlin, perché c'è anche il referendum di Grillo, grazie all'amica Graziella che ce l'ha ricordato. È attivo ancora per qualche minuto, immagino, il numero 0266 234 234 per le delucidazioni necessarie. E che altro dirvi, l'appuntamento è per le ore 18 a Genova con Matteo Salvini. Chiudiamo con una canzone che ci fa da sigla conclusiva e che mi permette giusto il tempo di augurare a tutti voi una buona e serena domenica, facendo